Finisce ancora 0-0 contro il Lattedolce, ma rispetto all'andata il Latina ha molti rimpianti in più. Davanti i pontini hanno trovato un avversario ben coperto e pronto a ripartire in contropiede. Neanche l'ingresso di Oliveira nella ripresa è servito a sbloccare la situazione. Il punto delle Francioni serve quantomeno ad agganciare il Trastevere e condividere la quarta posizione. Proteste in curva nord contro tutto e tutti. Sul campo il primo squillo del nono, Usai ruba palla e serve a Masala il destro bloccato da Bortolameotti. All'11° scontro Fideli Bardini, brutta testata per il centrocampista livornese, costretto all'uscita dal campo per precauzione. Momentaneamente in 10 Latina continua a spingere, al 13° Fideli rischia la tua rete, mentre al quarto d'ora Iadaresta, pescato da Palazzo, viene contrastato efficacemente al momento del tiro. Al 25° bella combinazione Palazzo cittadino Iadaresta, anticipato al momento del tiro. Dal corner successivo nascono le proteste della Latina per un possibile mani in area di rigore e non sarà l'unico episodio della serie. Seguono a cavallo del 26° altre due conclusioni decisamente alte, ancora di Iadaresta dalla lunetta e successivamente di Palazzo dal vertice sinistro. Il Lattedolce controlla e riparte al 36°, autorevole uscita palla al piede di Bianchi che apre e chiude il triangolo con Marcangeli, piattone tra le braccia di Bortolameotti. Portiere sollecitato un minuto più tardi dal diagonale di Marcangeli, respinto con i pugni. Nella ripresa la supremazia territoriale della Latina è più marcata. Dopo 50 secondi palla in area di Nelson, svetta Iadaresta e sulla ricaduta del pallone Natale ci prova due volte con successivo salvataggio sulla linea di Cabeccia. Al 7° mister Pascucci si affida ad Olivera al rientro dopo 50 giorni. Applausi del pubblico, gli fa posto Cittadino. Al 14° destro a scendere di Natale che si adagia sull'esterno della rete. Al 17° altro cross di Nelson, respinge la difesa, Porfiri al volo, Garau si distende e sventa. Al 22° traversone di Palazzo, Cossentino e Iadaresta mirano la porta sbarrata da Garau. Passano i minuti e diventa un vero e proprio assedio. Al 26° Porfiri per Palazzo, stop e tiro, Garau risponde presente. Ultime due opportunità. Al 28° altro pallone nel mucchio, Iadaresta cerca Palazzo che tenta la rovesciata, Iadaresta ci riprova ma manca il bersaglio grosso. Al 41° la difesa del Lattedolce allontana l'ennesima minaccia, Alario calcia in porta, scudo sardo ed anche qui non mancano le proteste. 3 minuti di recupero, oggettivamente pochi e finisce la gara, 2 punti persi.